Allora, ritorniamo qua. Chiedo dalla regia se gentilmente ci mettono la slide Veneto somministrazioni per fasce di età, perché è quella che, eccola qua, che ci fa vedere bene quanto stava raccontando il segretario e anche la segretaria Assunta Motta, perché effettivamente qui mostra dei numeri ben chiari, anche se tra gli 80 e gli 89 abbiamo 337.032, anzi sì, persone sostanzialmente, quindi sono abbastanza rispetto alle altre fasce di età, no? Quindi non siamo messi male. Bisogna procedere con tutte le altre, più di 90 e 70-79 anni, vero? Sì, allora rispetto agli ultraottantenni ne manca ancora un 25%, quindi insomma ci si sta lavorando, ma ne mancano ancora, e ne mancano ancora in maniera importante quelli che appunto non riescono ad andare presso i centri vaccinali. Quindi sarà importante che ci siano indicazioni precise sulle modalità di somministrazione dei vaccini a coloro che non sono autosufficienti. Infatti. L'altro che dicevo prima, coloro che sono portatori di handicap e che anche questi non tutti riescono ad andare presso i centri e quindi devono essere supportati in qualche maniera. In questa settimana il protocollo nazionale del programma prevede l'inizio delle vaccinazioni tra i 70 e i 79 anni. Si sta procedendo, mi sembra che ce ne siano 90.000 fatti. Però le prenotazioni si stanno acquisendo, difatti nelle piattaforme si riesce ad acquisire la prenotazione. Ora è chiaro che bisognerà vedere come prosegue la consegna dei vaccini, perché giusto ieri dicevano che una parte di vaccinazioni non può essere fatta per via della qualità del vaccino che è stato fornito. Sappiamo la polemica sull'età delle persone e sul tipo di vaccino da somministrare, per cui insomma c'è un po' di poca certezza rispetto a quanti se ne potranno fare con i vaccini che abbiamo in casa, insomma, ecco, a disposizione. Tra l'altro voi avete contestato congiuntamente agli altri sindacati anche le modalità con cui gli anziani si trovano a dover in qualche modo approcciare a questa situazione, quindi si sentono un po' trattati come dei pacchi, c'è chi va, insomma non è tutto così facile, così semplice, no? Sì, indubbiamente c'è stata e c'è ancora una situazione di estrema confusione. Alcuni messaggi che abbiamo ricevuto ci dicono questo, danno queste indicazioni. Io potrei segnalarvi tante di quelle notizie che abbiamo ricevuto da persone che ci hanno scritto appunto delle difficoltà, prenotavano, poi venivano disdetto, oppure prenotavano, si recavano, non venivano vaccinati, oppure che nei centri di vaccinazione gli assembramenti sono all'ordine del giorno, le code, insomma, magari uno stava anche in coda 2 o 3 ore e poi alla fine non veniva nemmeno vaccinato. Quindi, perché scopriva che aveva appena contratto il Covid da sì, poco. Quindi la situazione di confusione c'è. Però quello che io voglio sottolineare è questo, insomma, intanto utilizzare tutti gli strumenti utili allo scopo di vaccinare il più possibile. Uno spettatore parlava della protezione civile, ma ci sono anche le associazioni di volontariato come l'Auser per esempio, che fanno il servizio, sì. Possono portare le persone a vaccinare. L'importante è che ci sia un punto chiaro dove le persone possono rivolgersi e poi ci si organizza, quindi ecco, su questo noi insistiamo con la Regione, insomma, che ci siano segnali chiari o un'organizzazione chiara in modo da permettere a tutti e anche alle persone più fragili, che oggi è un'emergenza, è l'assoluta priorità, che è quella appunto di vaccinare, perché l'imperativo, e qui voglio sottolineare, è quello che i vaccini bisogna farli. Ora è vero, le varianti, tutta una serie di questioni che sono state anche prima sottolineate, però se noi vogliamo
uscire da questa situazione, chiaro, sì, assolutamente. il vaccino bisogna farlo, perché intanto il Covid continua ad andare avanti. Chi lavora l'altro giorno bene. abbiamo avuto più di 600 vittime, era da gennaio, da mesi che non avevamo un numero così alto di vittime. Anche nel Veneto ci sono state più di 100 vittime qualche giorno fa. Cioè il vaccino, ieri erano 460 a livello nazionale, insomma, quindi il vaccino continua a correre e continua a fare anche perché ormai vittime. Lo ribadiamo sempre. L'unica possibilità che abbiamo per uscire quanto prima da questa situazione, anche per una ripresa economica che è assolutamente fondamentale per tutti, è quello di vaccinarsi. Per cui il messaggio è questo, insomma, dobbiamo vaccinarci e dobbiamo organizzare, vanno organizzate le cose in modo da permettere a tutti di accedere quanto prima possibile ai vaccini. Ripeto, la questione fondamentale sono gli approvvigionamenti, però bisogna seguire le priorità che sono state date a livello nazionale, quindi le persone più fragili e poi il resto. Però il messaggio deve essere chiaro. Leggo il Vaccini. messaggio di prima che è arrivato da un telespettatore, se magari potete dargli un aiuto. Eccolo qua, vediamolo un attimo insieme. Allora, sono soggetto del 1950, legge 104, grave disabilità, ma non risulto inserito come tale perché la mia disabilità è stata riconosciuta prima del 2010 e non risulto nel database della regione. Pertanto attualmente non avete diritto alla prenotazione. Cosa devo fare? Ma noi sappiamo che l'INPS ha fornito tutte le situazioni legate alla legge 104. Ora non so effettivamente se prima del 2010 non siano state censite, quindi non ho il polso di questo, però l'INPS ha fornito tutti gli elenchi di tutto il personale con la legge 104. Ancora non si è attivato il percorso di vaccinazione. Io credo che sia opportuno che lui si rivolga al suo medico per segnalare in maniera decisa il problema, insomma, ecco. Queste sono le fattispecie che dicevamo prima, le persone fragili, le persone non autosufficienti, quelli che sono in situazione di non autonomia, insomma. Allora qui apriamo il capitolo, adesso leggiamo anche il messaggio. Altro comprende molte categorie. Ricordate che il piano vaccinale è cambiato 3 volte, appena sentito che la Regione comunque preparerà un'analisi su quei dati, appena sentito, quindi siete che l'ha detto Zai adesso. Per esempio quel dato comprende anche dei ventenni OSS vaccinati, giustamente perché rientranti nella categoria ospedaliera o case di riposo, dopo ci sono anche queste categorie qua. Comunque sì, il piano è stato ribaltato diverse volte, come dicevo ci sono delle categorie che sono entrate, eccetera. Il piano è vero, è stato riadattato, aggiornato secondo l'evoluzione della pandemia. Allora, le categorie che sono inserite nella rilevazione che viene fatta prevede tutta una serie di categorie segnalate e prioritarie rispetto ai piani vaccinali. Ora, gli OSS che dicevano e il personale sanitario non fanno parte dell'altro, fanno parte delle categorie che sono segnalate, così come fanno parte gli ospiti delle strutture residenziali, le forze armate e il personale scolastico. Nell'altro non sappiamo bene che cosa c'è, sappiamo che alcune categorie tipo il personale delle prefetture, il personale delle questure, il personale di alcuni tribunali è stato segnalato, però insomma ci sembra che 322.000, il dato è di stamattina, siano davvero tanto altro, quindi anche confrontandolo con le altre regioni, quindi sarebbe veramente chiaro che cosa, a quale personale si riferisce. Quindi abbiamo sottolineato, se perfino il Presidente della Regione Zaia dice che vuole fare chiarezza, farà chiarezza, insomma, certo. Vuol dire che il tema che abbiamo sollevato anche in questa trasmissione c'è tutto, insomma, assolutamente sì. Non si vuole fare dietrologia, però insomma, Draghi, dopo quello che ha detto il Presidente del Consiglio Draghi, siamo autorizzati a pensare anche male. Qualsiasi cosa. Allora vi interrompo un secondo, andiamo in pubblicità, che poi abbiamo anche gli ultimi minuti da dedicare anche ai medici di medicina generale, perché più volte abbiamo avuto segnalazioni al riguardo, non tutti si comportano al medesimo modo e c'è un po' così di apprensione da parte delle persone. Pubblicità.